Di nuovo buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. La variante Omicron e Omicron 2 ci sta accompagnando verso la normalità, lo afferma Massimo Crapis, responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che invita però alla prudenza. Dice siamo già in una fase endemica, ma certe regole dovranno essere ancora rispettate. Da pandemia a endemia. Le varianti Omicron e Omicron 2, che di fatto hanno preso il sopravvento sulla variante Delta, fanno sperare in una regressione del Covid-19. Del resto, essendo i due ceppi del virus molto contagiosi, ma meno pericolosi dal punto di vista sanitario, un'alta percentuale di persone si è già contagiata. Ecco perché, secondo gli esperti, la pandemia è ormai un qualcosa di superato. Le caratteristiche del virus sono quelle di mutare, quindi ovviamente ci potranno essere ulteriori varianti, ulteriori mutazioni e al momento è difficile prevedere quali saranno. Con una diffusibilità così alta, chiaramente stanno immunizzando per forza di cose una buonissima fetta di popolazione e questo potrebbe far cambiare completamente le cose. A questo punto sarebbe opportuno considerare il Covid come una normale influenza, pur mantenendo ancora alcune attenzioni. Dal punto di vista scientifico e quindi poi anche di converso dal punto di vista politico è giusto cambiare strategia, perché andare a cercare anche l'ultimo persona positiva eccetera ormai non è più razionale, non è più fattibile sostanzialmente, e quindi a questo punto è giusto andare a considerarla un po' come consideravamo l'influenza. In realtà ovviamente poi dovranno rimanere alcune attenzioni maggiori rispetto a quello che mettevamo con l'influenza, dove l'avevamo un po' troppo banalizzata, e quindi per esempio le mascherine nel momento in cui uno è sintomatico, ha un raffreddore eccetera, sarà fondamentale ricordarcelo. Molte strategie diagnostiche dovranno essere assolutamente riviste. Alla richiesta del Green Pass dichiara un nome diverso dal proprio e viene denunciato. È successo ieri sera a Trieste durante i controlli effettuati dalla Polizia di Stato negli esercizi commerciali per il rispetto della normativa anti-Covid. Un 23enne già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per sostituzione di persona all'atto del controllo. Infatti ha esibito un Green Pass intestato a un'altra persona. Mobilitazione degli studenti questa mattina a Udine contro il nuovo esame di maturità. La manifestazione è stata convocata a livello nazionale per esprimere dissenso nei confronti delle recenti dichiarazioni del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sull'esame di Stato 2022. Gli studenti si sono ritrovati in piazza Primo Maggio alle 9 di questa mattina. Chiedono in sostanza che la formula della maturità tenga conto degli ultimi 3 anni di scuola a singhiozzo tra didattica in presenza e a distanza. I ragazzi si sono dati appuntamento nella stessa piazza dove si è svolta la protesta sull'alternanza scuola-lavoro dopo l'infortunio mortale costato la vita al 18enne Lorenzo Parelli nel suo ultimo giorno di stage in azienda. Oggi gli studenti chiedono una maturità che dia importanza a percorsi personali con una tesina e niente scritti. Trattamenti disinfestanti dei locali in presenza di cosce in fase di stagionatura. Il servizio igiene degli alimenti di origine animale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale blocca l'attività di un prosciuttificio nella zona di San Daniele. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri del NAS è emerso che per un ampio lasso di tempo sono stati effettuati trattamenti disinfestanti che hanno interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura successivamente immessi in commercio. Sarebbero decine di migliaia di prosciutti bloccati. Si tratta della seconda tranche di un'inchiesta avviata lo scorso dicembre. In quell'occasione, nell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, il NAS aveva anche deferito in stato di libertà 3 persone per frode in commercio nella forma aggravata, in quanto riguardanti prodotti tutelati dal marchio DOP. I prosciuttifici chiusi all'epoca erano 2. Condotti in salvo 3 giovani di Treviso che si sono trovati in difficoltà nel gruppo del Monte Sernio, Grauzaria. L'intervento degli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza si è concluso poco prima delle 22 di ieri. La comitiva voleva passare la notte al bivacco del Mestri, ma durante la salita, prima di raggiungere la meta, si sono trovati in difficoltà per la neve presente sull'itinerario e per il sopraggiungere del buio. Erano inoltre senza calzature e attrezzature adeguate.
70 operatori della Polizia Ferroviaria e del Friuli Venezia Giulia sono stati impegnati sul territorio della regione nella prima giornata di controlli straordinari del 2022 denominata Stazioni Sicure. Sono 25 gli scali ferroviari regionali controllati dagli operatori della Polfer e oltre 500 le persone identificate, di cui una indagata, un cittadino straniero, per aver violato l'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale. 2 le sanzioni, una a Trieste e una a Gorizia, elevate per inosservanza della normativa anti-Covid e per la violazione del regolamento di polizia ferroviaria che disciplina il comportamento degli utenti nel mondo del trasporto su rotaia. Nel corso del 2021 gli ammortizzatori sociali in regione si sono dimezzati rispetto all'anno precedente, ma i valori sono ancora molto alti rispetto al periodo pre-pandemia. Hanno sfiorato i 50 milioni di ore le richieste di cassa integrazione autorizzate dall'INPS in Friuli Venezia Giulia nel corso del 2021, un valore dimezzato rispetto ai 94 milioni di ore del 2020, ma ancora altissimo se si considera che il picco storico pre-pandemia si era toccato nel 2014 con poco meno di 30 milioni di ore. La voce più cospicua è rappresentata dalla cassa integrazione ordinaria con 23,2 milioni di ore, poco meno della metà del 2020, seguita dal fondo di integrazione salariale che tutela i lavoratori dei settori non coperti dalla cassa integrazione e delle aziende fino a 5 dipendenti. Anche il FIS, con 15,3 milioni di ore autorizzate nel 2021, ha registrato un sensibile calo rispetto al 2020, ma con una flessione percentualmente più bassa rispetto a quella della cassa integrazione ordinaria. Pesa evidentemente l'ammontare ancora molto elevato di richieste da commercio e terziario, che hanno assorbito più del 90% degli interventi del FIS nel 2021 e quasi la metà degli ammortizzatori complessivi. In linea con il calo del FIS, quello registrato dalla cassa in deroga, meno marcata la flessione della cassa integrazione straordinaria. A livello settoriale, l'andamento delle richieste riflette i tempi più lunghi di ripartenza del terziario rispetto al manifatturiero. A livello settoriale, l'andamento delle richieste riflette i tempi più lunghi di ripartenza del terziario rispetto al manifatturiero. Se nell'industria le ore richieste si sono più che dimezzate e nell'edilizia addirittura ridotte ad un quarto, nel commercio e terziario il calo, pur marcato, si è assestato al di sotto del 40%. Per quanto riguarda le singole province, Trieste è quella che ha fatto segnare la flessione più alta nelle richieste di CIG, scese del 61% nell'area giuliana contro una media regionale del 50%. Molto vicini alla media i valori delle altre province, rispettivamente meno 47% a Gorizia e meno 49% a Udine e Pordenone. Studiosi dell'Ateneo Friulano hanno contribuito a raccogliere dati per l'inventario planetario degli alberi. È la prima stima scientificamente credibile della diversità arborea e sarebbero più di 73.000 le specie esistenti sulla Terra. È durato 5 anni, si è svolto in una novantina di paesi e ha raccolto informazioni su più di 38 milioni di piante. Un lavoro di raccolta ed elaborazione di dati al quale hanno partecipato centinaia di ricercatori di tutto il mondo, anche del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine. È stato portato a compimento l'inventario planetario degli alberi. Sono stimate in 7.300 le specie presenti sulla Terra, il 14% in più di quanto ritenuto finora. Circa 9.200 di queste specie sarebbero ancora da scoprire. Secondo gli studiosi, questa è la prima stima scientificamente credibile della diversità arborea a scala globale. L'operazione è partita nel 2015, promossa da un'università americana. Circa il 43% del totale delle specie arboree stimate si trova in Sud America, il 22% in Eurasia, il 16% in Africa, il 15% in Nord America e l'11% in Oceania. Lo studio ha anche messo in evidenza la vulnerabilità della biodiversità forestale globale. Le specie più rare, secondo la ricerca, si trovano nelle foreste tropicali, dove sono più a rischio di scomparsa per il cambiamento climatico e la deforestazione. Conoscere e descrivere le foreste a scala globale, spiega il coordinatore del gruppo di lavoro dell'Università di Udine, Giorgio Alberti, è come comporre un grande mosaico. In questo caso siamo riusciti a comporne una parte, raffinando la nostra conoscenza sulla diversità custodita all'interno delle foreste. Lo abbiamo fatto insieme, come una squadra, condividendo ciascuno la propria tessera.
Saldi invernali finora non è andata come speravano i commercianti a causa del minor numero di persone che si sono mosse. I negozi sono stati poco frequentati con affari in calo del 30%. 2 mesi, dicembre e gennaio, solitamente di traino per i negozi di abbigliamento, quest'anno hanno visto un mezzo flop. Gli affari non sono andati come il comparto sperava, soprattutto a causa del minor flusso di persone nei centri commerciali e storici. Il fenomeno saldi purtroppo quest'anno, proprio a causa della pandemia, è stato un disastro, nel senso che non abbiamo avuto assolutamente i risultati degli altri anni. Non abbiamo visto clienti nei negozi, ma questo dettato proprio dal fatto che tantissime persone sono a casa o in malattia o in quarantena, eccetera. Quindi noi abbiamo registrato proprio qui nelle nostre zone un meno 30% di ingressi. Con questi numeri, ovvio, i saldi non avevano assolutamente la possibilità di decollare come gli altri anni. Quindi nonostante tutti abbiano anticipato le percentuali più alte di sconto, cioè già la settimana scorsa i negozi, quelli che tradizionalmente iniziavano con sconti del 50% nel mese di febbraio, li hanno anticipati già adesso. Quindi diciamo che la nostra situazione per questo mese qui è veramente disastrosa. La soluzione saldi sicuramente non è per noi una soluzione in questo momento che ci ha dato una mano, che può essere importante. I commercianti, ora alle prese anche con i controlli del Green Pass ai clienti, sperano che la primavera sia migliore. E per questa edizione è tutto, vi ricordo tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.